Passa al civile il giudice in servizio al Tribunale di Agrigento, beccato dalla narcotici con uno spacciatore. Il giovane, che adesso è in ferie, ha chiesto ed ottenuto di non occuparsi più di penale. Il presidente del Tribunale di Via Mazzini, Pietro Falcone, ha adottato un provvedimento d'urgenza e ha fatto partire la segnalazione disciplinare alla Procura Generale della Cassazione e al Ministero della Giustizia. Il nome del giudice è nella lista dei clienti eccellenti finiti nell'inchiesta antidroga H24 condotta dalla squadra mobile di Palermo con il coordinamento della Procura della Repubblica. I fatti risalgono al 3 febbraio scorso. Antonio Di Betta, attivissimo spacciatore della cosiddetta Palermo Bene, riceve una telefonata come tante. Compare, dove sei? Un uomo che chiama Di Betta è il giudice in servizio al Tribunale di Agrigento, ma i poliziotti della narcotici ancora non lo sanno. Da ore stanno intercettando il pusher e stanno seguendo i suoi movimenti. Il giudice telefona 3 volte allo spacciatore per avere un appuntamento. Compare, dove sei? Ripete. Sono in via Mazzini, dice Di Betta. E davanti ad uno dei locali più gettonati della notte palermitane. Lo spacciatore e il giudice si salutano, scambiano qualche parola e un attimo. Gli uomini della narcotici piombano sull'insolita coppia. Di Betta ha 25 dosi di cocaina in tasca e si ritrova in manette. L'uomo che è accanto a lui non ha droga in mano e neanche in tasca, ma appare comunque nervoso, mette la mano nella giacca e tira fuori un tesserino. Sono un giudice, dice.